4 scudetti e una Champions League nel Milan dei record, 2 scudetti al Real Madrid, il campionato conquistato con la Roma e 2 con la Juventus. Sempre come allenatore ha guidato prima la nazionale inglese, poi quella russa. Fabio Capello si racconta e racconta i successi, le emozioni della sua prestigiosa carriera al centro Porsche di Treviso, dove è andato in scena il format di evento ideato dalla rivista 11 che punta a far conoscere i grandi personaggi dello sport e del calcio. Si cerca di raccontare i fatti ai più giovani, a coloro che non li hanno vissuti, spiega Capello. Adesso schiacci un bottone e sai tutto, però rivisto dal vivo, raccontato con il sentimento, con l'emozione che uno ha provato, è qualcosa di diverso. Capello torna a Treviso, l'ultima volta era stata come allenatore della Juventus. Uno 0-0, ho giocato qui con la Juventus, avevamo una grande Juventus e ci fecero soffrire. Un Treviso Calcio ripartito da zero, grazie al consorzio di imprenditori che hanno investito sulla nuova società, un modello che potrebbe diventare un esempio da esportare. Sapendo dove si vuole andare, dove si vuole arrivare, quanto si può spendere, facendo dei conti aziendali per poter portare la squadra agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ed è fondamentale questo, avere le idee chiare.